Rieccovi di nuovo insieme per questa nuova e meravigliosa puntata del Beccher on Tour. Oggi parleremo di un taglio particolare, un taglio che fa parte del quinto quarto e che è un po' così, in disuso soprattutto in Italia, ma è fortissimo in Brasile, tant'è vero che si chiama fraldinha ed è protagonista di tutte le churrascherie brasiliane ed argentine. Il diaframma, eccolo qua. Guardate, questo taglio è un po' particolare, ve lo dicevo, è tenerissimo, è molto gustoso, è ricco di tessuto connettivo però solo esternamente perché al suo interno gode di un'infiltrazione piuttosto grassa che rende questo taglio molto morbido. È una benedizione per gli anemici perché è ricco di ferro, per un semplice motivo. È collocato al centro del petto e raccoglie tutta la parte, quindi respiratoria dell'animale, generando lo sviluppo della parte ferrosa. Quindi per chi non amasse il fegato può assolutamente ricorrere al diaframma. Ma pensate a una curiosità, in un animale dal peso di circa 500 grammi abbiamo solamente 700-800 grammi di diaframma. Io ora vado a mondarlo, a sgrassarlo perché dovrà essere, diciamo, accompagnato da due ingredienti particolari, il crème e dei peperoni grigliati. Però prima vi accompagno alla scoperta di una città meravigliosa, Trieste. La storica Tergeste, antica colonia romana, è autentica città cosmopolita, cruciale porta di passaggio tra Europa occidentale ed orientale. Le varie dominazioni nel corso dei secoli hanno dato vita ad un'eclettica architettura urbana, con influssi romanici, barocchi e liberty. Grazie al vitale porto, il primo d'Italia, la piccola Vienna sul mare è cresciuta in importanza, divenendo dal 1700 porto franco nel commercio del caffè, consumato nei meravigliosi locali che ancora puntinano il centro, mette in passato da artisti quali Joyce, Svevo, Saba e Kafka. Nero, Gocciato, Capo sono solo alcuni dei nomi insoliti dati ad espresso e varianti che potrete degustare contemplando le bellezze locali, come la sfavillante Piazza Unità, la più estesa d'Europa sul mare, il cui molo audace sembra puntare verso le infinite acque del Golfo. Ed è su questo che si erge un altro tesoro, il rilucente Castello di Miramare, residenza principesca voluta da Massimiliano d'Asburgo, dalle torri slanciate e di preziosi interni, splendidamente conservati, ancora oggi simbolo dell'eterno amore per la consorte Carlotta. Magnifica città Trieste, vero? Avete visto che belle immagini di questa città di confine. Allora io ho finito di mondare il diaframma, ho tolto la parte della cartilagine esterna, adesso invece di tagliarlo come normalmente si taglia, quindi alle starelle, vado a fare questa operazione. Guardate, lo taglio in lungo, stando sempre molto attento a giocare in equilibrio tra il centro del coltello e la fine del diaframma. Vi domanderete perché? Ecco qua. Ve lo spiego subito. In questo modo posso aprire il diaframma e in questo modo mi sono creato praticamente una rondella che adesso andrò a farcire. Avete visto? Ecco, questa è una delle parti interne del diaframma che è leggermente cartilaginea, che però con queste cotture, diciamo, di impatto si scioglie e rende particolarmente prelibato questo taglio anatomico. Scelgo il sale grosso. Il sale grosso perché rilascia in maniera meno invasiva, diciamo, la sua sapidità e quindi avendo una cottura comunque abbinata con anche quest'altro ingrediente che è il crème, questo rafano particolare, un rafano che tra l'altro ha una sua asprosità che però è sempre piacevole diciamo quando accompagna poi alcuni piatti particolari. Generalmente è accompagnato principalmente con i piatti del bollito invernali, però io ho pensato di abbinarlo a questa ricetta perché in questo modo andiamo a dare un po' di tonalità diversa anche un po' al diaframma. Ultimo ingrediente, eccolo qua. Ho già grigliato dei peperoni, non faccio altro che tagliarli in questo modo, possibilmente li vado a portare, guardate, a misura, alterniamo dei peperoni rossi con dei peperoni gialli.
teniamo una distanza equa in modo che poi avremo anche in fase di cottura poi avremo una cromaticità, un gioco di colori che insomma nel servizio finale risulta sempre piacevole. Ecco qua. Adesso non ci resta che a passare all'ultima operazione. Andiamo a comporre proprio la nostra, ricomponiamo proprio il diaframma in questo modo. Vedete come ho ricomposto con un bel rotolone il diaframma in maniera un po' diversa. Allora, prima di tutto asciughiamo le mani, asciughiamo un po' l'esterno e adesso passiamo alla fase dove, eccoli qui, abbiamo gli stecchini. Gli stecchini ci servono perché poi andremo a comporre delle girelle che cucineremo proprio sulla piastra bollente. Dobbiamo cucinare questa carne assolutamente a temperatura molto alta, proprio dobbiamo caramellizzarla esternamente, quindi questo è un concetto fondamentale per le caratteristiche del diaframma. Ecco qua, puliamo un attimo e adesso andiamo a scoprire come è venuto il nostro diaframma. Affiliamo il coltello e andiamo a tagliare. Voilà! Potete già notare che già sotto l'aspetto crudo, quindi prima ancora di essere sigillato e cotto, guardate com'è questo gioco di colori e rende comunque già piacevole questo tipo di ricetta. Allora, scaldiamo in piastra. Sentite come immediatamente c'è la sigillatura, quindi si va a fuoco intenso a sigillare esternamente. Dall'altra parte cosa faccio? Visto che accompagneremo con un po' di verdure, tagliamo un po' di cappuccio. Eccolo qua, è la stagione giusta, lo dividiamo a metà. Tagliamo proprio delle fettine in questo modo e le mettiamo in piastra. Aggiungiamo un'altra fettina di cappuccio. Il cappuccio già di per sé è croccante, ma se gli diamo una scottata andiamo un attimino a giocare anche sul fatto della sua croccantezza e la sua morbidezza. Ci mettiamo un po' di sale, qui mettiamo il sale fino e non solo, aggiungiamo anche un po' d'olio. Vedete che sulla piastra si riesce a fare tutto. Eccola. Giriamo. Ricordiamoci di tanto in tanto proprio di schiacciare il nostro diaframma. In questo modo facciamo che il calore, oltre che sigillare esternamente, penetri anche un po' in profondità, perché in effetti il taglio non è molto spesso, quindi abbiamo bisogno di compensare e bilanciare la parte esterna, caramellizzarla e cucinare anche il suo interno. Guardate che piacere anche avere il nostro cappuccio bello rosolato. Controlliamo che vada proprio ad affievolirsi, vedete? Perde un po' di croccantezza ma resta nel contempo comunque bello morbido, si affievolisce un attimino. Controlliamo questa parte. Abbiamo ancora altro piccolo segreto: quando avete una piastra dalle grandi prestazioni come questa, potete anche spostare, diciamo, dalla superficie di cottura, approfittando proprio di queste parti che non sono state magari usate e che hanno questa facoltà di intensificare poi la fase di sigillatura della carne. Potrei dire che tocco finale, qui abbiamo delle carotine julienne, le mettiamo qui, anche loro le diamo un po' di un'aggiunta d'olio. Avete visto che l'ho messe per ultime perché essendo julienne, essendo molto sottili,
si cucinano molto velocemente, quindi non voglio correre il rischio di bruciarle troppo. Devo solamente affievolirle un attimino e renderle omogenee con il nostro cappuccio. Ecco qua. Allora, controlliamo. Beh, direi che ci siamo, ecco, è quasi tutto cotto a puntino, non ci resta che impiattare. Allora, iniziamo ovviamente con le verdure di base, le adagiamo sul fondo. E poi non ci resta che, come vi anticipavo, come le vere ciurascherie, soprattutto come i veri grigliatori, andare ad adagiare al centro il nostro diaframma. Tocco finale, un filo d'olio, magari per completare 2 chicchi di sale grosso che non guastano mai. Ed ecco qua. E come sempre vi ricordo che chiunque può essere bravo in cucina, purché ci metta passione. Parola di Becker. Ci vediamo alla prossima puntata. Io intanto sistemo.